Eder. Mech. Pallister. Nell'ultima parte del giro con la GoPro le celle si aggiornano col contagocce. Una volta che Sebastiano finisce di riprendere i video, invece, come vediamo adesso, le celle iniziano a cambiare di continuo. Sebastiano Visintin, continuando la ricostruzione dei propri movimenti del giorno 14 dicembre 2021, dichiarava di aver ultimato il suo giro in bici tornando direttamente a casa sua in via Verrocchio. In bicicletta poco dopo le ore 13:30. Considerando che l'ultimo video registrato con la GoPro terminava alle ore 13:33:09 e non avendo altri elementi utili da analizzare per individuare l'ipotetico percorso che il Visintin ha continuato a fare per raggiungere la sua abitazione. Effettuavamo una verifica delle celle agganciate dal telefono cellulare dell'uomo sul numero su 877.777 potendo appurare quanto segue. Alle ore 13:38 minuti e 32 secondi, il suo telefono agganciava la cella località Basovizza, cella compatibile con il tragitto percorso in bici dal sentiero presente in zona della Cava Faccanoni e il Parco Globo Winner di Padriciano. Ultimo luogo mostrato dai video consegnatici da Visintin per far rientro a casa sua in via Verrocchio. Alle ore 13:38 minuti e 33 secondi, il telefono agganciava la cella località Basovizza, cella compatibile con il tragitto percorso in bici dal sentiero presente in zona della Cava Faccanoni e il Parco Globo Winner di Padriciano. Ultimo luogo mostrato dai video consegnatici da Visintin per far rientro a casa in via Verrocchio. Alle ore 13:38 minuti e 36 secondi il telefono agganciava la cella Budrio. Probabile rimbalzo di linea sulla cella in questione in quanto questa risulta essere molto distante dalle celle agganciate dal grande ciclista subito prima e quelle agganciate immediatamente dopo. Alle ore 13:38 minuti e 36 secondi il suo telefono agganciava la cella località Padriciano 121 cella compatibile con il tragitto percorso in bici dal sentiero presente in zona della Cava Faccanoni e il Parco Globo Winner di Padriciano, ultimo luogo mostrato dai video consegnatici da Visintin per far rientro a casa in via Verrocchio. Alle ore 13:41 minuti e 16 secondi il telefono agganciava la cella località Basovizza, cella compatibile con il tragitto percorso in bici dal sentiero presente in zona della Cava Faccanoni e il Parco Globo Winner di Padriciano. Ultimo luogo mostrato dai video consegnatici da Visintin, per far rientro a casa in via Verrocchio. Alle ore 13:41 minuti e 19 secondi il telefono agganciava la cella località Padriciano 121 cella compatibile con il tragitto percorso in bici dal sentiero presente in zona della Cava Faccanoni e il Parco Globo Winner di Padriciano. Ultimo luogo mostrato dai video consegnatici da Visintin per far rientro a casa in via Verrocchio. Alle ore 13:42 minuti e 03 secondi il telefono agganciava la cella località Padriciano 121 cella compatibile con il tragitto percorso in bici dal sentiero presente in zona della Cava Faccanoni e il Parco Globo Winner di Padriciano. Ultimo luogo mostrato dai video consegnatici da Visintin per far rientro a casa in via Verrocchio. Alle ore 13:42 minuti e 06 secondi il telefono agganciava la cella località Padriciano 121 cella compatibile con il tragitto percorso in bici dal sentiero presente in zona della Cava Faccanoni e il Parco Globo Winner di Padriciano. Ultimo luogo mostrato dai video consegnatici da Visintin per far rientro a casa in via Verrocchio. Alle ore 13:42 minuti e 07 secondi il telefono agganciava la cella località Padriciano 121 cella compatibile con il tragitto percorso in bici dal sentiero presente in zona della Cava Faccanoni e il Parco Globo Winner di Padriciano. Ultimo luogo mostrato dai video consegnatici da Visintin per far rientro a casa in via Verrocchio. Alle ore 13:45 minuti e 02 secondi il telefono agganciava la cella di via De Marchesetti 21 cella compatibile con l'area dell'abitazione del Visintin in via Verrocchio. Alle ore 13:45 minuti e 02 secondi il telefono agganciava la cella di via De Marchesetti 59 cella compatibile con l'area dell'abitazione del Visintin in via Verrocchio. Alle ore 14:30 minuti e 47 secondi il telefono agganciava la cella di via San Pelagio 15 cella compatibile con l'area dell'abitazione del Visintin in via Verrocchio. Alle ore 14:52 minuti e 58 secondi il telefono agganciava la cella di via De Marchesetti 21 cella compatibile con l'area dell'abitazione del Visintin in via Verrocchio. Alle ore 14:52 minuti e 59 secondi il telefono agganciava la cella di via De Marchesetti 21 cella compatibile con l'area dell'abitazione del Visintin in via Verrocchio.
Alle ore 14:53 minuti e 02 secondi il telefono agganciava la cella di via De Marchesetti 21, cella compatibile con l'area dell'abitazione del Visintin in via Verrocchio. Alle ore 14:53 minuti e 08 secondi il telefono agganciava la cella di via De Marchesetti 21, cella compatibile con l'area dell'abitazione del Visintin in via Verrocchio. Alle ore 14:53 minuti e 12 secondi il telefono agganciava la cella di via De Marchesetti 21, cella compatibile con l'area dell'abitazione del Visintin in via Verrocchio. Alle ore 14:53 minuti e 13 secondi il telefono agganciava la cella di via De Marchesetti 21, cella compatibile con l'area dell'abitazione del Visintin in via Verrocchio. Il Visintin continuava riferendo di aver pranzato da solo in casa e di essere tornato, subito dopo, in via Donadoni per lasciare la bici e recuperare la propria macchina. Dalla verifica delle celle agganciate dal telefono, 87, 77, 77, a lui intestato, abbiamo appurato quanto segue. Alle ore 15:13 minuti e 47 secondi il telefono agganciava la cella di via Matteotti 30, cella compatibile con l'area dello studio del Visintin in via Donadoni. Alle ore 15:25 minuti e 09 secondi il telefono agganciava la cella di via del Molino a Vento 93, cella compatibile con l'area dello studio del Visintin in via Donadoni. Alle ore 15:27 minuti e 36 secondi il telefono agganciava la cella di via Matteotti 30, cella compatibile con l'area dello studio del Visintin in via Donadoni. Alle ore 15:27 minuti e 37 secondi il telefono agganciava la cella di via del Molino a Vento 93, cella compatibile con l'area dello studio del Visintin in via Donadoni. Alle ore 15:28 minuti e 1 secondo il telefono agganciava la cella di via Matteotti 30, cella compatibile con l'area dello studio del Visintin in via Donadoni. Alle ore 15:28 minuti e 03 secondi il telefono agganciava la cella di via Matteotti 30, cella compatibile con l'area dello studio del Visintin in via Donadoni. Alle ore 15:28 minuti e 04 secondi il telefono agganciava la cella di via Matteotti 30, cella compatibile con l'area dello studio del Visintin in via Donadoni. Alle ore 15:30 minuti e 22 secondi il telefono agganciava la cella di via del Molino a Vento 93, cella compatibile con l'area dello studio del Visintin in via Donadoni. Alle ore 15:30 minuti e 48 secondi il telefono agganciava la cella ex strada statale 202 località Rozzol. Probabile rimbalzo di linea sulla cella in questione in quanto questa risulta essere molto distante dalle celle agganciate. Subito prima e quelle agganciate immediatamente dopo. Alle ore 15:30 minuti e 49 secondi il telefono agganciava la cella di ex strada statale 202 località Rozzol. Probabile rimbalzo di linea sulla cella in questione in quanto questa risulta essere molto distante dalle celle agganciate subito prima e quelle agganciate immediatamente dopo. Alle ore 15:31 minuti e 13 secondi il telefono agganciava la cella di via Matteotti 30, cella compatibile con l'area dello studio del Visintin in via Donadoni. Alle ore 15:33 minuti e 33 secondi il telefono agganciava la cella di via del Molino a Vento 93, cella compatibile con l'area dello studio del Visintin in via Donadoni. Alle ore 15:33 minuti e 34 secondi il telefono agganciava la cella di via Matteotti 30, cella compatibile con l'area dello studio del Visintin in via Donadoni. Alle ore 15:34 minuti e 56 secondi il telefono agganciava la cella di via del Molino a Vento 93, cella compatibile con l'area dello studio del Visintin in via Donadoni. Alle ore 15:36 minuti e 29 secondi il telefono agganciava la cella di via Piaccardi 1 su 1, cella compatibile con l'area dello studio del Visintin in via Donadoni. Alle ore 15:36 minuti e 30 secondi il telefono agganciava la cella di via Piaccardi 1 su 1, cella compatibile con l'area dello studio del Visintin in via Donadoni. Alle ore 15:41 minuti e 10 secondi il telefono agganciava la cella di via Piaccardi 1 su 1, cella compatibile con l'area dello studio del Visintin in via Donadoni. Alle ore 15:36 minuti e 29 secondi il telefono agganciava la cella di via Piaccardi 1 su 1, cella compatibile con l'area dello studio del Visintin in via Donadoni. Alle ore 15:43 minuti e 53 secondi il telefono agganciava la cella di via Matteotti 30, cella compatibile con l'area dello studio del Visintin in via Donadoni. Alle ore 15:43 minuti e 57 secondi il telefono agganciava la cella di via San Francesco d'Assisi 41. Cella verosimilmente compatibile con il tragitto che va dallo studio del Visintin in via Donadoni alla sua abitazione in via Verrocchio.
Alle ore 15:43 minuti e 58 secondi il telefono agganciava la cella di via San Francesco d'Assisi 41, cella verosimilmente compatibile con il tragitto che va dallo studio del Visintin in via Donadoni alla sua abitazione in via Verrocchio. In merito a questo ritorno presso lo studio di via Donadoni 36 indicato dal Visintin Sebastiano, effettuavamo un'analoga verifica dei dati relativi ai consumi di energia elettrica forniti dall'Acega Sapsang avuti all'interno del suo egregio studio laboratorio di via Donadoni 36A, potendo appurare che nella fascia oraria intercorsa tra 15:15 e le ore 15:45 del 14 dicembre 2021, c'è stato un consumo di energia. Il Visintin continuava la propria ricostruzione del giorno 14 dicembre 2021 riferendo di essere rincasato a bordo della propria autovettura proveniente dall'egregio studio laboratorio di via Donadoni 36A. Rientro a casa stimato intorno alle ore 15:30 circa e di non essere più uscito fino a quando non si è recato in questura per effettuare la denuncia di scomparsa della moglie. Dalla verifica delle celle agganciate dal suo telefono, 887 77 77, appuravamo che alle ore 15:57 minuti e 14 secondi il telefono agganciava la cella di via De Marchesetti 21, cella compatibile con l'area dell'abitazione del Visintin in via Verrocchio. Alle ore 16:13 minuti e 15 secondi il telefono agganciava la cella di via De Marchesetti 21, cella compatibile con l'area dell'abitazione del Visintin in via Verrocchio. Alle ore 16:29 minuti e 16 secondi il telefono agganciava la cella di via De Marchesetti 21, cella compatibile con l'area dell'abitazione del Visintin in via Verrocchio. Alle ore 16:45 minuti e 17 secondi il telefono agganciava la cella di via De Marchesetti 21, cella compatibile con l'area dell'abitazione del Visintin in via Verrocchio. Alle ore 17:12 minuti e 15 secondi il telefono agganciava la cella di via San Pelagio 15, cella compatibile con l'area dell'abitazione del Visintin in via Verrocchio. Alle ore 17:31 minuti e 29 secondi il telefono agganciava la cella di via San Pelagio 15, cella compatibile con l'area dell'abitazione del Visintin in via Verrocchio. Alle ore 17:39 minuti e 05 secondi il telefono agganciava la cella di via San Pelagio 15, cella compatibile con l'area dell'abitazione del Visintin in via Verrocchio. Alle ore 17:39 minuti e 12 secondi il telefono agganciava la cella di via De Marchesetti 21, cella compatibile con l'area dell'abitazione del Visintin in via Verrocchio. Alle ore 17:39 minuti e 18 secondi il telefono agganciava la cella di via De Marchesetti 21, cella compatibile con l'area dell'abitazione del Visintin in via Verrocchio. Alle ore 17:40 minuti e 20 secondi il telefono agganciava la cella di via De Marchesetti 21, cella compatibile con l'area dell'abitazione del Visintin in via Verrocchio. Alle ore 17:47 minuti e 29 secondi il telefono agganciava la cella di via De Marchesetti 21, cella compatibile con l'area dell'abitazione del Visintin in via Verrocchio. Alle ore 18:03 minuti e 30 secondi il telefono agganciava la cella di via De Marchesetti 21, cella compatibile con l'area dell'abitazione del Visintin in via Verrocchio. Alle ore 18:16 minuti e 08 secondi il telefono agganciava la cella di via De Marchesetti 21, cella compatibile con l'area dell'abitazione del Visintin in via Verrocchio. Alle ore 18:16 minuti e 10 secondi il telefono agganciava la cella di via De Marchesetti 21, cella compatibile con l'area dell'abitazione del Visintin in via Verrocchio. Alle ore 18:18 minuti e 09 secondi il telefono agganciava la cella di via Giulia 77, cella compatibile con l'area dell'abitazione del Visintin in via Verrocchio. Alle ore 18:18 minuti e 10 secondi il telefono agganciava la cella di via De Marchesetti 21, cella compatibile con l'area dell'abitazione del Visintin in via Verrocchio. Alle ore 18:19 minuti e 34 secondi il telefono agganciava la cella di via San Pelagio 15, cella compatibile con l'area dell'abitazione del Visintin in via Verrocchio. Alle ore 18:26 minuti e 24 secondi il telefono agganciava la cella di via De Marchesetti 21, cella compatibile con l'area dell'abitazione del Visintin in via Verrocchio. Alle ore 18:26 minuti e 25 secondi il telefono agganciava la cella di via De Marchesetti 21, cella compatibile con l'area dell'abitazione del Visintin in via Verrocchio. Alle ore 18:30 minuti e 15 secondi il telefono agganciava la cella di via San Pelagio 15, cella compatibile con l'area dell'abitazione del Visintin in via Verrocchio.
Alle ore 18:30 minuti e 16 secondi il telefono agganciava la cella di via De Marchesetti 21, cella compatibile con l'area dell'abitazione del Visintin in via Verrocchio. Alle ore 18:30 minuti e 27 secondi il telefono agganciava la cella di via De Marchesetti 21, cella compatibile con l'area dell'abitazione del Visintin in via Verrocchio. Alle ore 18:30 minuti e 28 secondi il telefono agganciava la cella di via De Marchesetti 21, cella compatibile con l'area dell'abitazione del Visintin in via Verrocchio. Alle ore 18:44 minuti e 19 secondi il telefono agganciava la cella di via De Marchesetti 21, cella compatibile con l'area dell'abitazione del Visintin in via Verrocchio. Alle ore 18:47 minuti e 59 secondi il telefono agganciava la cella di via De Marchesetti 21, cella compatibile con l'area dell'abitazione del Visintin in via Verrocchio. Alle ore 18:48 minuti e 12 secondi il telefono agganciava in successione le celle di via De Marchesetti 21 e via San Pelagio 15, celle compatibili con l'area dell'abitazione del Visintin in via Verrocchio. Alle ore 18:47 minuti e 59 secondi il telefono agganciava la cella di via De Marchesetti 21, cella compatibile con l'area dell'abitazione del Visintin in via Verrocchio. Alle ore 18:54 minuti e 09 secondi il telefono agganciava la cella di via Cilino, cella compatibile con l'area dell'abitazione del Visintin in via Verrocchio. Alle ore 18:54 minuti e 10 secondi il telefono agganciava la cella di via Giulia 77, cella compatibile con l'area dell'abitazione del Visintin in via Verrocchio. Alle ore 19:1 minuto e 54 secondi il telefono agganciava la cella di via De Marchesetti 21, cella compatibile con l'area dell'abitazione del Visintin in via Verrocchio. Alle ore 19:05 minuti e 49 secondi il telefono agganciava la cella di via De Marchesetti 21, cella compatibile con l'area dell'abitazione del Visintin in via Verrocchio. Alle ore 18:05 minuti e 58 secondi il telefono agganciava in successione le celle di via De Marchesetti 21 e via San Pelagio 15, celle compatibili con l'area dell'abitazione del Visintin in via Verrocchio. Alle ore 19:10 minuti e 29 secondi il telefono agganciava la cella di via De Marchesetti 21, cella compatibile con l'area dell'abitazione del Visintin in via Verrocchio. Alle ore 19:17 minuti e 55 secondi il telefono agganciava la cella di via San Pelagio 15, cella compatibile con l'area dell'abitazione del Visintin in via Verrocchio. Alle ore 19:19 minuti e 51 secondi il telefono agganciava la cella di via De Marchesetti 21, cella compatibile con l'area dell'abitazione del Visintin in via Verrocchio. Alle ore 19:20 minuti e un secondo il telefono agganciava in successione le celle di via De Marchesetti 21 e via San Pelagio 15, celle compatibili con l'area dell'abitazione del Visintin in via Verrocchio. Alle ore 19:24 minuti e 25 secondi il telefono agganciava la cella di via De Marchesetti 21, cella compatibile con l'area dell'abitazione del Visintin in via Verrocchio. Alle ore 19:24 minuti e 26 secondi il telefono agganciava la cella di via De Marchesetti 21, cella compatibile con l'area dell'abitazione del Visintin in via Verrocchio. Alle ore 19:33 minuti e 58 secondi il telefono agganciava la cella di via De Marchesetti 21, cella compatibile con l'area dell'abitazione del Visintin in via Verrocchio. Alle ore 19:49 minuti e 59 secondi il telefono agganciava la cella di via De Marchesetti 21, cella compatibile con l'area dell'abitazione del Visintin in via Verrocchio. Alle ore 19:24 minuti e 25 secondi il telefono agganciava la cella di via De Marchesetti 21, cella compatibile con l'area dell'abitazione del Visintin in via Verrocchio. Alle ore 28 minuti e 38 secondi il telefono agganciava la cella di via De Marchesetti 21, cella compatibile con l'area dell'abitazione del Visintin in via Verrocchio. Alle ore 20:20 minuti e 26 secondi il telefono agganciava la cella di via San Pelagio 15, cella compatibile con l'area dell'abitazione del Visintin in via Verrocchio. Alle ore 20:22 minuti e 40 secondi il telefono agganciava la cella di via De Marchesetti 21, cella compatibile con l'area dell'abitazione del Visintin in via Verrocchio. Alle ore 20:22 minuti e 41 secondi il telefono agganciava la cella di via De Marchesetti 21, cella compatibile con l'area dell'abitazione del Visintin in via Verrocchio. Alle ore 20:24 minuti e 39 secondi il telefono agganciava la cella di via De Marchesetti 21, cella compatibile con l'area dell'abitazione del Visintin in via Verrocchio.
Alle ore 20:38 minuti e 53 secondi il telefono agganciava la cella di via San Pelagio 15, cella compatibile con l'area dell'abitazione del Visintin in via Verrocchio. Alle ore 20:40 minuti e 43 secondi il telefono agganciava la cella di via De Marchesetti 21, cella compatibile con l'area dell'abitazione del Visintin in via Verrocchio. Alle ore 20:56 minuti e 44 secondi il telefono agganciava la cella di via De Marchesetti 21, cella compatibile con l'area dell'abitazione del Visintin in via Verrocchio. Alle ore 20:56 minuti e 44 secondi il telefono agganciava la cella di via San Pelagio 15, cella compatibile con l'area dell'abitazione del Visintin in via Verrocchio. Alle ore 21:03 minuti e 35 secondi il telefono agganciava la cella di via De Marchesetti 21, cella compatibile con l'area dell'abitazione del Visintin in via Verrocchio. Alle ore 21:03 minuti e 38 secondi il telefono agganciava la cella di via De Marchesetti 21, cella compatibile con l'area dell'abitazione del Visintin in via Verrocchio. Alle ore 21:03 minuti e 40 secondi il telefono agganciava la cella di via De Marchesetti 21, cella compatibile con l'area dell'abitazione del Visintin in via Verrocchio. Alle ore 21:14 minuti e 20 secondi il telefono agganciava la cella di via De Marchesetti 21, cella compatibile con l'area dell'abitazione del Visintin in via Verrocchio. Alle ore 21:14 minuti e 21 secondi il telefono agganciava la cella di via De Marchesetti 21, cella compatibile con l'area dell'abitazione del Visintin in via Verrocchio. Alle ore 21:14 minuti e 22 secondi il telefono agganciava la cella di via De Marchesetti 21, cella compatibile con l'area dell'abitazione del Visintin in via Verrocchio. Alle ore 21:26 minuti e 59 secondi il telefono agganciava la cella di via Cilino, cella compatibile con l'area dell'abitazione del Visintin in via Verrocchio. Alle ore 21:27 minuti e 04 secondi il telefono agganciava in successione le celle di via Cilino e via Giulia 77, celle compatibili con l'area dell'abitazione del Visintin in via Verrocchio. Alle ore 21:31 minuti e 53 secondi il telefono agganciava la cella di via San Pelagio 15, cella compatibile con l'area dell'abitazione del Visintin in via Verrocchio. Alle ore 21:31 minuti e 54 secondi il telefono agganciava la cella di via De Marchesetti 21, cella compatibile con l'area dell'abitazione del Visintin in via Verrocchio. Alle ore 21:33 minuti e 09 secondi il telefono agganciava la cella di via De Marchesetti 21, cella compatibile con l'area dell'abitazione del Visintin in via Verrocchio. Alle ore 21:45 minuti e 51 secondi il telefono agganciava la cella di San Pelagio 15, cella compatibile con l'area dell'abitazione del Visintin in via Verrocchio. Alle ore 21:45 minuti e 57 secondi il telefono agganciava la cella di via De Marchesetti 21, cella compatibile con l'area dell'abitazione del Visintin in via Verrocchio. Alle ore 21:46 minuti e 05 secondi il telefono agganciava la cella di via De Marchesetti 21, cella compatibile con l'area dell'abitazione del Visintin in via Verrocchio. Alle ore 21:46 minuti e 57 secondi il telefono agganciava la cella di via De Marchesetti 21, cella compatibile con l'area dell'abitazione del Visintin in via Verrocchio. Alle ore 21:49 minuti e 09 secondi il telefono agganciava la cella di via De Marchesetti 21, cella compatibile con l'area dell'abitazione del Visintin in via Verrocchio. Alle ore 22:05 minuti e 13 secondi il telefono agganciava la cella di corso Cavour 11, cella compatibile con il tragitto percorso dal Visintin per giungere presso la questura di Trieste partendo dalla sua abitazione di via Verrocchio. Alle ore 22:21 minuti e 17 secondi il telefono agganciava la cella di Galleria Protti 2, cella compatibile con l'area dove insiste la questura di Trieste. Alle ore 22:45 del 14 dicembre 2021 personale dell'UPGSP della questura di Trieste escuoteva a verbale il Visintin Sebastiano in ordine alla scomparsa della moglie e, nel contempo, l'ultima cella agganciata dal proprio telefono è quella di Galleria Protti che copre la zona dove si trova la questura. Si segnala che è stato richiesto all'Enel, che ha la gestione dell'erogazione elettrica dell'appartamento del Visintin, di fornire i dati relativi al consumo dei giorni interessati alla scomparsa della Resinovic. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.